Frana di Cancia, mentre si continua a scavare cercando di liberare le case dai detriti, si ragiona sull'accaduto. Bisogna fare in fretta prima che la colata si solidifichi in maniera irreparabile e le squadre di volontari continueranno ad avvicendarsi fino a quando non verranno liberati tutti i locali invasi da fango e sassi e gli stessi non saranno stati portati via. Da una prima analisi si è ritenuto che le opere di contenimento realizzate dopo la tragica colata del 2009 siano state utili a mitigare gli effetti della frana di domenica notte, anche se non sufficienti a neutralizzarla. L'evento meteorologico scatenatosi, con oltre 50 mm di pioggia nell'arco di 30 minuti, è stato di una portata mai vista in precedenza, tanto da produrre la furia di un vero e proprio fiume di acqua, fango e detriti, sceso a velocità impressionante. Le valutazioni e le analisi del caso sono in corso. Abbiamo seguito fin dall'inizio la situazione legata a questo grave evento che si è verificato appunto qui a Borca di Cadore. Verificheremo adesso i tempi anche occorrenti per mettere in sicurezza tutte le abitazioni e anche la viabilità naturalmente. La sua speranza è che si possa risolvere in quanto tempo? Ci si augura che possa essere il più breve possibile per limitare i disagi ai cittadini. La vivo come va vissuta, bisogna darsi da fare per ripristinare le condizioni di sicurezza in parte, come abbiamo ben visto, che avevamo prima di questo evento. Adesso dobbiamo ripristinare le condizioni che avevamo ante evento, quindi votare i due invasi che avevamo su, che sono due invasi da 30.000 metri cubi, bisogna votarli, quindi vuol dire 3.000 viaggi di camion, insomma, non uno. Protagonista in questa vicenda la provincia di Belluno, cui la regione, su richiesta degli stessi cittadini, affidò la gestione della frana. Siamo sicuramente mitigato qualcosa che poteva diventare una tragedia, un disastro veramente epocale, perché insomma dall'esperienza di molte persone che l'hanno rivissuta questa è stata sicuramente la colata più forte che sia venuta giù verso Cancia, quindi da questo punto di vista io sono convinto che questa sia stata un'opera importante, imponente. Adesso dovremo cercare di liberare le vasche, ma anche lì ci vorrà del tempo, in modo che se può capitare nuovamente abbiamo comunque una situazione abbastanza sotto controllo. Poi è chiaro che l'eccezionalità è difficile da gestire. In provincia necessariamente si torna a parlare dell'ipotesi più drastica, quella di evacuare definitivamente Cancia trasferendo altrove i residenti. Questo è un grande tema, ne ho parlato ieri con tanti abitanti, è chiaro che lì ci sono affetti, ci sono sacrifici di tanti Ma anni. se c'è rischio però per la vita? Esatto, quella è la priorità assoluta e quindi anche questa è una valutazione da fare con attenzione, parlando ovviamente con chi di dovere e trovando poi anche delle soluzioni alternative. È chiaro che in questo momento affrontare questo tema con i residenti diventa molto difficile dal punto di vista emotivo e quindi è un tema che però dovremmo cercare di affrontare sicuramente. Se qualcuno mi dà i soldi per spostarsi, io sono d'accordo. Ma lei sarebbe d'accordo per spostare, per evacuare comunità in maniera definitiva? Tira fuori il denaro? È sempre una questione di soldi. Se qualcuno paga e fa un villaggio da un'altra parte, Lei sarebbe d'accordo? qualcuno paga però.